Ore 13 alla vigilia della Dunata degli Alpini, domani appunto, anche se già in corso ovviamente da giorni, lo stiamo raccontando, a Trento, e la diretta di Antena 3 domani. Mi ha colpito quella foto, non so se Andrea Basso riesce a farcela rivedere un attimo, l'ultima che avevamo trasmesso, ecco, poco fa prima della pubblicità. Cioè, cosa vuol dire? Che c'era uno di questi giovani che aveva un cappello? Sì, come si vede è un cappello particolare, non fa parte di alcuna delle divise. Il cappello, quale di queste? È stato detto, per il terzo... Da destra? Da destra verso sinistra, porta un cappello strano e si è detto appunto che è il cappello della mamma che indossava quando si è sposata, quindi proprio per assumere, come dire, una sorta di ufficialità, ecco, dare la parvenza di indossare una divisa e quindi avere un ruolo significativo, ecco, forse anche per nascondere la giovane età, io penso e posso, ecco, presumere, no? Certo. Per dare, ecco, un senso anche all'azione, che poi era chiaramente un'azione eroica anche questa, no? Se posso aggiungere, gli alpini furono anche i protagonisti, furono quelli che riuscirono, essendo sostenuti dalla popolazione civile, dopo Caporetto a resistere per un intero anno in Carnia. Poco noi sappiamo di queste truppe che non si dettero prigionieri, mantennero le armi e si imboscarono in Carnia aiutate dalla popolazione, e che dettero filo da torcere perché la gendarmeria austro-ungarica li ricercò fino alla fine, e fino alla fine riuscirono a non essere né catturati né a rendersi al nemico. Alcune centinaia, ma è importante, certo. È importante ricordarli, anche perché questo loro sacrificio, perché un anno alla macchia, non sapendo mai quando termina la guerra, è molto ma molto importante, questo bisogna dirlo. E poi volevo aggiungere, se mi si consente, che un personaggio particolare è una donna, un ufficiale superiore degli Alpini, è di Vittorio Veneto, e io credo che è un orgoglio, le auguro abbiamo la foto, la anche maggiore Monica Segat. Dovremmo avere la foto subito dopo le immagini eccola qua, vedetela con i figli, e in divisa mimetica. Adesso mi pare sia lo Stato Maggiore dell'Esercito, e assai probabilmente sarà quella che comanderà il primo reparto importante degli Alpini. Cioè una carriera davanti a sé, certo, promettente, molto promettente. Questa era una ragioniera, la quale non fa per me fare ragioniera. Sulla Gazzetta Ufficiale vide che c'era il primo concorso bandito per l'ingresso delle donne all'Accademia di Modena, vinse, entrò ed è diventata ufficiale del Corpo degli Alpini, che diciamo che è il più prestigioso dell'esercito italiano. Quanti saranno i veneziani domani a Trento? Beh, io spero che come di riuscire ad eguagliare Treviso. L'anno scorso siamo stati in 150 circa, che non è un brutto numero per la nostra sezione, che siamo circa 600, 650. Quindi un centinaio di giù di là, che vengono dai nostri gruppi, e ci tengo anche a dire ci saranno come sempre ad aprire la sfilata gli alpini di Fiume Pola e Zara, che sono degli alpini che si sono ritrovati negli anni 50 e 60 costituendo 3 gruppi di esuli. Adesso ci sono i figli, i nipoti, i simpatizzanti, e che sono nella nostra sezione, hanno voluto essere nella nostra sezione. Come mai storicamente? Ma perché probabilmente si richiamano al fatto che i territori dell'Istria e dello Zaratino siano stati dei territori nei quali la presenza della Repubblica di Venezia è stata importante per tanti anni, per cui hanno voluto venire da noi, e questa è una scelta che fecero proprio loro. Sergio, così, anche perché in effetti, cioè, l'immaginiamo più vicino a Trieste, no? Ovviamente, come scelta di presenza in un gruppo. Sì, sì. No, è vero, è vero, e i triestini ce l'hanno anche un po' su da questo punto di vista. Però stanno con Venezia. Però hanno fatto loro questa scelta, e noi li ospitiamo ben volentieri, li vogliamo anche molto bene. Venezia, Giulia, poi no? L'Unione all'Italia dell'Istria
di Zara, in seguito di Fiume, è determinata dall'esito della Grande Guerra. Fiume, come sappiamo, fu oggetto dell'avventura d'Annunziana, ma poi fu ricongiunta all'Italia perché con gli accordi, il patto segreto di Londra del 1914 non era prevista Fiume all'Italia, venne poi aggregata all'Italia dopo gli incontri con Trumbic e con la diplomazia italiana, e quindi diventò italiana fino al 1945, quando accadde quello che non doveva accadere. Ecco. Munarini, una curiosità, sono persone che risiedono ancora in Istria, Dalmazia, oppure no, ormai no? Sono veneziani? No. Cioè... A parte che hanno tutti dei parenti trascorsi, amicizie con questi territori, ma è tutta gente che è venuta in Italia in vari anni, a cominciare proprio dal 46, dal 45 fino agli anni 55-56, e che sono venuti nelle varie e poi di fatto sono anche gli anni dell'esodo, quindi... Sì, ma l'esodo è durato tanto, certo, appunto. Perché non li hanno lasciati andare tutti in uno stesso momento. Per cui noi abbiamo delle realtà a Firenze, a Brescia, a Venezia stessa, sì. Anche nel Friuli, per cui ce ne sono in tutte tant'è vero che una delle curiosità è che le nostre tradizionali assemblee di gruppo qualche volta le ho viste fare sul sagrato della Chiesa nel giorno della Dunata, perché è il giorno nel quale in cui si ritrovano certo. Quindi è un'occasione perché ci sono tutti, diciamo. Ci sono tutti, infatti è molto importante, per esempio per loro la messa del sabato pomeriggio, che viene fatta nel luogo della Dunata dopo quella della sede nazionale, dopo quella ufficiale, dove si ritrovano tutti. Pensate che cosa vuol dire per persone che hanno perso la propria terra ritrovarsi almeno una volta all'anno, diciamo, e confrontarsi anche su quello. Allora, Francesco Introvigna, invece voglio capire se in questi giorni spierà qualche consiglio, ovviamente, per organizzare poi quella di Vittorio Veneto, la Triveneta. Beh, indubbiamente siamo qua per vedere, capire, imparare, ma voglio dire, più che imparare, ecco, se vogliamo meglio così, per affinare quello che è il palinsesto del nostro grande raduno del Triveneto, che non sarà solo tale, ma sarà allargato dalle notizie che abbiamo. Quindi qui a Trento facciamo la nostra presenza perché era doveroso, perché la viviamo con intensità, ma abbiamo chiaramente anche un pensiero a Vittorio Veneto, perché là ecco, ci sono amici alpini che stanno lavorando, che rinunciano anche a questa grande adunata per preparare quella di Vittorio Veneto. Assolutamente sì, certo. Perché ormai il tempo stringe, siamo assai vicini, le cose da fare sono tante, le forze lavoro sono sempre comunque quelle e tendono anche a calare col tempo, naturalmente per le note vicende anagrafiche, quindi ecco, ci avviamo, ecco, quindi viviamo questo momento importantissimo pensando a Vittorio Veneto. Di chi è andato avanti, ho capito. Senta, dell'organizzazione di questi giorni, qual è la cosa che l'ha colpita, la colpisce nel palinsesto, lo chiama lei appunto, delle 3 giornate che poi sono 4 appunto quest'anno di Trento? 4, voglio dire, l'organizzazione è ormai rodata, siamo alla 91esima adunata nazionale, per cui il percorso è quello consueto, direi, perché ci sono molte cerimonie, ci sono attività di cultura, di storia, non è solo il fatto dello sfilamento che avverrà domani con il maggior numero di presenze, ma è storia, cultura, tradizione, amicizia, fraternità, ecco, tutti quei valori dell'alpinità che si condensano in una città che peraltro non è neanche enorme né grande, per cui ecco, ci sarà appunto questo scambio anche con gli amici, le conoscenze che vengono da lontano, in modo anche per trovarci, quindi non è solo festa ma è anche celebrazione. Certo, e soprattutto e anche migliaia di volontari che fanno di tutto in questi giorni.
dallo spianamento Io del a terreno, quello infatti volevo arrivare, no? Al lavoro. del terreno per preparare i campi, gli allacciamenti elettrici. Quest'anno è stata impiegata in maniera massiccia la protezione civile della nostra associazione per preparare queste cose. Che è la migliore, la più preparata, la più pronta, vero? Poi tra le associazioni di protezione civile. Su questo dobbiamo, lo dico io, però non lo vuole dire lei, ma lo dico io. Dai, dobbiamo sempre fare le debite proporzioni tra le disponibilità, l'età certo. delle persone che... Comunque, per esempio, per la preparazione dei campi sono state impiegate delle squadre, i nostri volontari, che hanno fatto gli impianti idraulici, gli impianti elettrici, la messa diciamo, a norma di tutte quante le vie d'uscita, quindi c'è dietro un grandissimo impegno che va da quello che sta 12 ore in ufficio a ricevere telefonate fino a queste persone qui. E poi questi giorni ovviamente il lavoro per lo sfalcio erba, pulizia delle strade, insomma, cioè, un dono che poi gli alpini fanno sempre alla città che li ospita, la pulizia del monumento, quindi insomma ci sono state tante cose, ci sono sempre tante cose che poi, no, è il segno che voi volete lasciare. È il segno è la gratitudine pratica, no, verso la città che ci ospita e che ha visto decine di queste attività qui, come diceva lei, di sfalcio di strade, pulizia dei monumenti. Mi è piaciuto molto l'anno scorso a Treviso vedere gli alpini a corda doppia sopra a pulire il ponte dell'università. Però era una delle cose più attese, tra l'altro, è una delle cose più utili. Sono le cose che danno veramente la cifra di quello che è l'entusiasmo. Era in arrampicata, vabbè, è stata una cosa molto bella. Erano appesi con la mola. Vabbè, erano le competenze messe, no? Quindi sul campo, diciamo. Allora, attese, perché ricordavamo i numeri l'altra sera, sopra il 500.000 ovviamente per Treviso, si dice addirittura fossero, ricorderete, 650.000 persone nei giorni di Treviso, no? Della Dunata dell'anno scorso. A Trento cosa sperate? Di più. Di più, voglio dire, poi è difficile fare una stima concreta, però voglio dire, è molto sentita, chiaramente a Trento, c'è chi dice che saranno pari se non di più, insomma arriveremo qua domani in tantissimi, perché poi ecco, teniamo conto questo, che molti arrivano appunto domani per la sfilata, cioè anche da Vittorio Veneto, dalle sezioni vicine, partono all'ultimo, diciamo, come è consuetudine del resto, no? Però ecco, credo che sarà una dunata che lascerà chiaramente il segno. Sergio, non c'è una dunata o non c'è un ritrovo, un incontro di militari che non sia così seguito, così amato come quello degli alpini, dirette televisive di tutte le televisioni d'Italia, soprattutto le emittenti locali, in modo che quella dunata possa essere seguita da tanti, no? Noi lo facciamo da sempre, però insomma... È l'unico evento che riguardi dei militari, delle forze militari, che sia così sentito anche al di fuori delle vallate, che sono i territori degli alpini. È un fenomeno questo, è un fenomeno sociale, è un fenomeno di massa, di interesse, che va al di là addirittura di chi comanda i mezzi di comunicazione, cioè la televisione, perché le adunate degli alpini c'erano quando non c'era addirittura neanche la radio, perché le prime adunate si svolsero negli anni 20. È la 91esima questa, no? 91esima. La prima adunata si svolse sull'Ortigara. L'Ortigara per gli alpini è al pari della ritirata del Don, è uno dei momenti di riflessione più importanti. Gli alpini furono mandati al massacro pur sapendo che era un'operazione militare, un accadimento militare del tutto inutile. Furono bombardati perché l'artiglieria della Valsugana bombardava, austro-ungarica bombardava, tant'è vero che si dice ancora che la cima dell'Ortigara sia
scalata di qualche metro a causa di bombardamenti, e tuttavia venivano mandati al massacro gli interi reparti. Ci fermiamo un minuto, ripartiamo da qui, vi aspettiamo con la Dunata. Ore 13, torniamo in diretta. Allora, è vero, giustamente in Trovigna mi ricordavo durante la pubblicità una notizia che abbiamo dato nei giorni scorsi con Genovese, lunedì sera 20:10. Allora, è sicuramente in altre faccende affaccendato in questo momento, no? Sì. Stiamo parlando del Capo dello Stato, però a quel che ci risulta Sergio Mattarella potrebbe essere a Trento, e chiaramente cambia anche un po' la liturgia della sfilata, no? Perché nel momento in cui arriva il Capo dello Stato si ferma la sfilata, vengono resi gli onori, nel momento in cui poi segue un po' della sfilata chiaramente, poi nel momento in cui va via di nuovo la sfilata si ferma per salutare il Presidente della Repubblica, e non è affare frequente che un Capo dello Stato vada a seguire una dunata di alpini, è capitato senz'altro, ma insomma, se succedesse domani lo scopriremo in diretta a Antena 3, sarebbe qualcosa di importantissimo. Non è l'unica cosa, chiaramente, in Trovigna, però insomma questo ha un significato forte, anche perché siamo a Trento, lo ricordiamo ancora una volta. Beh, certo, è un segno straordinario, vuol dire la presenza della massima autorità dello Stato, che rappresenta appunto, che è il capo poi anche delle forze armate, è colui che rappresenta l'unità di tutte le componenti sociali, civili, quindi voglio dire, la sua presenza dà un senso compiuto ed è la massima espressione anche il riconoscimento verso la nostra associazione, verso gli sforzi che noi compiamo, come dire, di attività, di solidarietà, di condivisione delle problematiche dello Stato, ecco, dell'altruismo nostro, di quello che, ecco, è come dire, un gratificarci, ma è anche un onore per lo Stato, per la Repubblica, avere la sua presenza. Poi che altro c'è? E poi se vengono confermate, ma pare proprio di sì, dovrebbe esserci anche un grande evento, la partecipazione dell'aeronautica militare con il passaggio delle frecce tricolori. Questo è in programma, per cui coroniamo nel modo migliore, ecco, questo grande alla evento. faccia di chi ha preso sempre di mira le frecce tricolore, che sono un assoluto orgoglio del nostro paese. Assolutamente. Orgoglio, non c'è altra definizione, gli altri li lasciamo chiacchierare. Poi tra l'altro per la prima volta aprono alle donne, no? Quindi ci saranno anche due piloti donne nei prossimi mesi. Tazzer, cosa possiamo aggiungere ancora, direttore? Possiamo aggiungere, per esempio, all'inizio parlavo di Tullio Marchetti, questo che fu importante agente segreto, il personaggio che più capì, per esempio, l'importanza delle etnie e della ribellione delle etnie all'interno della duplice monarchia austro-ungarica. Lui riceveva le informazioni da una rete che aveva già stabilito, soprattutto in Trentino, e che faceva capo ad esponenti della SAT, Società degli Alpinisti Tridentini. Eccolo qua, Tullio Marchetti, quello in piedi con il copricapo. Lui era nipote di uno dei fondatori della SAT. La SAT è nota per il celebre coro della SAT, e lui in tutto il Trentino e anche oltre il Trentino aveva informatori che appartenevano a questa Società degli Alpinisti Tridentini, ed era lui che conosceva per filo e per segno ciò che bolliva nella pentola delle etnie della duplice monarchia austro-ungarica, e fu lui a suggerire prima, poi anche assieme al maggiore Pettorelli Lalatta Finzi, a utilizzare gli esploratori, soprattutto cechi e cecoslovacchi, che poi diedero origine alla legione cecoslovacca, che ricevette la bandiera di guerra il 24 maggio 1918 e che poi combatté in diversi punti del fronte italiano, nel Basso Piave, al Dossalto, sul Monte Grappa e sull'altopiano di Asiago. Perché ricordo questi legionari
cecoslovacchi, perché questi legionari cecoslovacchi che portavano la divisa italiana con le mostrine biancorosse ma senza le stellette, furono dati due simboli dei reparti d'eccellenza, il cappello degli alpini e il pugnale degli arditi, e facevano parte, facevano parte della divisione d'assalto, la stessa divisione d'assalto che si mise in rilievo, si segnalò sia durante la battaglia del Sostizio sia nella battaglia finale di Vittorio Veneto. Anzi, devo dire che gli arditi erano arrivati a Cozzuolo, cioè alle porte di Vittorio Veneto, quando gli fu detto no, fermi, dovete tornare indietro, e furono ritirati a San Pietro di Feletto. Perché dovevano andare? Perché chi doveva liberare Vittorio Veneto? Dovevano liberare due reparti d'élite, la cavalleria, che era l'arma nobile, l'arma aristocratica, e i bersaglieri, che erano un'arma giovane, aggressiva. Gli arditi erano considerati un po' come di Garibaldi, di masnadieri, e questo fece incazzare moltissimo il loro comandante, certo, il generale Ottavio Zoppi. Ecco, vedete questa è la cartina, no? La cartina proprio della battaglia di Vittorio Veneto, l'ottava armata, quella del generale Caviglia, la decima, quella mista italo-britannica comandata da Lord Cavan, quella che riuscì a passare sui ponti gettati dal genio pontieri italiano, che poi si spinsero verso Cimadolmo, San Polo, eccetera, eccetera. Perché dovevano liberarla a reparti d'élite, Vittorio Veneto? La città intanto non si chiamava ancora Vittorio Veneto, si chiamava Vittorio, e il nome era stato dato in omaggio al fondatore dell'Italia, Vittorio Emanuele II, dall'unione nella seconda metà del 1800 delle due città preesistenti, una Serravalle, quella a nord, e l'altra Ceneda, tant'è vero che il vescovo si chiamava vescovo di Ceneda. Quindi siccome si chiamava Vittorio quella città, doveva essere liberata. Aveva un significato particolare. Io riporto in un mio libro, ma è ricordato in numerosi libri di testo, quando ad Abano, dove c'era il comando supremo dell'esercito, Diaz con tutto il suo codazzo di ufficiali si inforcò gli occhiali, guardò sulla carta geografica enorme, e Ferruccio Parri, uno dei padri della patria, che era stato promosso un paio di volte per meriti di guerra ed era allo Stato Maggiore ad Abano, descrisse pure a quel momento quando vedono questa carta geografica e Diaz dice me badò addogazesto Vittorio, cioè dov'è questo Vittorio, ecco, sostanzialmente. E allora disse Parri, capimmo qual era l'obiettivo della prossima offensiva. Perché Vittorio? Perché a Vittorio Veneto c'era la sesta armata dell'arciduca Giuseppe ed era il congiungimento del fronte diciamo da Vittorio Veneto al mare, quello della Isonzo Armee, e poi quell'altro del gruppo Belluno e poi via. Guardi, io lo dico tutte le volte che incontro Francesco Introvigna. Andrea, riesci, non so, adesso l'inquadratura che abbiamo ovviamente di Introvigna, quella è meravigliosa, questa bandiera, questo tricolore che è Vittorio Veneto. Lì c'è Vittorio Veneto. Adesso noi stiamo parlando di Trento, no? Introvigna, stiamo parlando di Trento in queste ore, ma il 15, 16 e 17 giugno celebreremo il grande raduno del Triveneto, del terzo raggruppamento, ovvero delle tre regioni, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, ma ci sono anche le 4 sezioni estere che sono, come dire, accorpate al terzo raggruppamento, ma poi, come dicevo, verranno anche delegazioni non solo d'Italia, delle altre regioni, ma anche dall'estero, sono già annunciate, magari in numero non elevato, però sicuramente significativa sarà la loro presenza, perché portano una testimonianza, sono alpini o figli di alpini che vivono dei nostri stessi valori e vengono a Vittorio Veneto per questo momento, ecco, di ricordo, di celebrazione, di onore soprattutto ai caduti, ecco, perché ripeto, noi non celebriamo la guerra, noi onoriamo i caduti, coloro che ci hanno dato
dato dignità di Stato, di nazione, di popolo, ecco, che ci hanno dato comunque un futuro di pace. Allora soprattutto non a caso ecco, è stata anche la città di Vittorio Veneto ha promosso il motto che è appunto scoppiata la pace in Vittorio Veneto, pur dopo interrotta purtroppo la seconda grande guerra mondiale. Per cui ecco, abbiamo messo insieme questa ricorrenza, ci pareva doveroso appunto farlo in questo momento storico di rievocazione, e vorrei aggiungere anche un'altra cosa che non finisce qui, nel senso che la domenica successiva, cioè il 23, faremo al Passo San Boldo l'adunata sezionale sulla famosa strada dei 100 giorni, la Tovena-Trichiana Strasse, la strada appunto che è stata realizzata attraverso le 5 gallerie che scavalca appunto il Passo di San Boldo dalle forze austro-ungariche all'epoca, con la manovalanza ovviamente locale la popolazione, opera che oggigiorno potremmo definire impensabile, ecco, con mezzi e strumenti che avevano all'epoca, realizzata appunto in 100 giorni, per dire. E si uniranno a noi anche delegazioni dall'estero. Al momento sono annunciate di 7 nazioni, nelle quali appunto appartengono i discendenti di coloro i quali all'epoca sono stati appunto su quel territorio e hanno dato vita a quei lavori. Strada realizzata in 100 giorni, davvero affascinante. In 100 giorni. Oggigiorno credo che in 100 giorni riusciremo nemmeno a fare la progettazione. No, noi siamo abituati alla Salerno, a Reggio Calabria, insomma. 3 turni di lavoro da 8 ore, dove c'erano i prigionieri di guerra italiani, russi, donne, bambini e vecchi. Donne, bambini e vecchi a lavorare. Certo, certo. Grazie. E un'altra realizzazione interrotta perché la guerra finì è quella in comune di Miane, la strada della fame, la cosiddetta strada della fame, veniva così definita. Venne costruita appunto dai paesani, dalle donne, dai vecchi e ai bambini, e da chi poteva, perché a mezzogiorno gli davano un po' di minestra, un tozzo di pane. Avevano il modo di mangiare almeno, no? E significativa anche sarà la cerimonia di sabato precedente, quindi il 22, al cimitero austro-ungarico di Follina, dove verrà appunto promossa una celebrazione con tutte le delegazioni all'estero. È annunciata la presenza di 150 ospiti e lì ci sarà anche una cerimonia interreligiosa dei 4 confessioni. Però Vittorio Veneto ha un periodo straordinario, perché poi ricordavamo qualche settimana fa, no? Con l'assessore c'è anche il raduno dei Fanti, ricordo bene, il 23 maggio. Quest'anno è l'anno appunto storico per Vittorio Veneto, sono in programma ben 6 raduni nazionali. Il nostro è a carattere interregionale, anche se numericamente sarà il più grosso e più corposo sostanzialmente, però cominceremo già appunto a fine maggio, quindi con il raduno dei Fanti, che ecco, già è in stato avanzato di organizzazione. Scusa direttore, ti ho interrotto, mandiamo la pubblicità, ripartiamo da te, dammi solo un minuto, a tra poco. Okay. Ore 13, torniamo in diretta. Allora avevo interrotto il direttore Tazzer, ti chiedo scusa, ma volevi aggiungere una cosa appunto legata a quanto diceva ora in Provigne? Volevo aggiungere un appuntamento, il 22 ci sarà questo raduno con servizio plurireligioso al cimitero austro-ungarico di Follina. Il giorno prima, il pomeriggio prima, ci sarà l'affissione, la sistemazione di una targa dell'ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, a ricordo dei legionari cecoslovacchi, proprio al di fuori sul muro esterno del Museo degli Alpini di Conegliano, uno dei più importanti musei degli alpini che noi abbiamo in Italia e che poco conosciamo, ed è molto ma molto bello, e io consiglio una visita non soltanto a Conegliano ma anche al Museo degli Alpini, che è uno forse tra i più moderni che ricordino queste truppe da montagna, che furono le prime truppe di fanteria da montagna
montagna sul teatro europeo. Seguirono poi i Gebirgsjäger, i cacciatori alpini, i chasseurs alpins, che poi tra l'altro furono quelli che operarono proprio sul fronte italiano, vincendo la battaglia del Monte Tomba a fine dicembre del 1917. Anch'essi erano alpini, non avevano la penna, hanno il basco, ma comunque furono anche questi sul nostro fronte. Cosa dobbiamo dire poi ancora? Perché abbiamo toccato un po' tutti gli ambiti, l'emozione, la storia. Mi è piaciuto il riferimento che ha fatto il direttore sulla strada della fame. Ricordiamoci che il 18 è stata la fine della guerra, ma è stata la fine anche di tanta sofferenza, soprattutto delle popolazioni delle nostre zone. Io ho avuto modo di leggere nei resoconti di quelle che erano le cause di morte proprio di quegli anni. Sono morte migliaia di persone per fame e per stenti, immediatamente dietro le linee, non avevano niente da mangiare, non avevano di che vivere. Quindi ricordiamoci anche di queste cose, cioè l'eroismo va bene, ma c'è anche l'eroismo di chi vive la guerra con i figli che si attaccano al grembiule e che non sanno cosa dargli da mangiare. Questa è una cosa sulla quale dovremmo ragionare e avere un po' di più sensibilità. Non a caso è stato chiamato l'anno della fame, proprio il passaggio 17 e 18, dopo appunto il sfondamento di Caporetto, quindi l'occupazione del territorio, dove ovviamente anche le truppe che hanno occupato le terre nostre si sono sfamate e hanno approfittato appunto di ciò che hanno trovato, che poi era comunque poco in ogni caso, tenendo conto che tutti gli uomini abili al lavoro erano chiaramente al fronte, quindi grande ruolo anche delle donne, molto significativo, che si sono sostituite agli uomini anche nel governo non solo della casa ma di quanto rimaneva della terra, e appunto questo ha portato anche a sacrifici e patimenti, alla morte degli infanti e quant'altro, insomma. Beh, insomma, si dice che è stata la guerra che ha unito l'Italia, la guerra della trincea, la prima guerra, insomma, la grande guerra ovviamente ha avuto tanti significati molteplici poi nella storia. È vero che appunto guerra ferma, magari di attesa, di trincea, di logoramento, no? Così raccontata, ma è vero anche che è stata una guerra che alla fin fine ha unito il nostro paese. In che modo, Sergio? Appunto perché si trovarono in trincea, si trovarono negli accampamenti, si trovarono in montagna, perché in montagna, ricordiamoci, non c'erano soltanto gli alpini, per esempio sul Grappa c'era la fanteria, c'erano i bersaglieri, sull'altopiano di Asiago lo stesso, sugli altipiani vicentini idem come sopra, e si ritrovarono i siciliani con i piemontesi, i lombardi con i pugliesi e via via, e cominciarono a conoscersi. E poi si dice anche che cominciarono a conoscere anche la cucina, per esempio i meridionali, di altri posti, di altri luoghi. Non sopportavano il riso, e i nostri che erano abituati a mangiare il riso cominciarono a mangiare la pasta, i maccheroni, e tuttavia se volevano sopravvivere dovevano accontentarsi, quando arrivava la corvée di notte, una volta al giorno arrivava di sera col buio in trincea, e quindi dovevano mangiare quello che c'era sostanzialmente, e quando arrivava, ma per loro c'era da mangiare. Come è stato detto prima, l'anno da Caporetto fino a Vittorio Veneto per tutto il Friuli e per la sinistra Piave, veneziana, trevigiana e bellunese fu l'anno della fame. Sergio, questa foto cos'è invece? Questi sono i volontari alpini di Pieve di Cadore. Ecco, questi sono i volontari alpini di Pieve di Cadore che sono fotografati. Ricordo per esempio che i volontari alpini di Feltre parteciparono alla battaglia del passo della Calchiera, a battaglia di Bigolino, eccetera, che fu quella che fermò gli islesi e consentì loro, fu poi loro consentito di rientrare sulla sinistra Piave ai nostri italiani, facendo saltare il ponte di Vidor il 10 novembre 1917, ossia un giorno dopo rispetto agli altri ponti che erano stati fatti saltare, e quindi si divise l'Italia in due: la zona occupata, che dovette mantenere 930.000 persone, che dovettero mantenere oltre 1 milione di militari per tutto un anno, quindi fame per noi, fame per loro.
Non ho visto bene, forse dal nostro preview, Andre, se c'era una copertina, non ho capito bene, di un domenicale, un giornale. Penso fosse la Domenica del Corriere, per far vedere in che non so condizioni. se riesci a pescarla, Andre, e la vediamo insieme, perché sì, è potremmo significativa. vedere qualche fotografia e poi commentarla, perché filmati non ce n'erano, i filmati che ci sono ricostruzioni certo. del dopoguerra. Eccola qua, Questa è come venivano riforniti con le teleferiche, come venivano riforniti. Pensate, a proposito di teleferiche, che il massiccio del Grappa in pochissimo tempo fu attrezzato con ben 85 teleferiche. Per esempio da Crespano del Grappa... spostare il materiale, per no? spostare il materiale. Per muoverli. La più grande teleferica, quella che partiva da Crespano del Grappa, poco sotto la Madonna del Covolo, era chiamata la Potente, che praticamente aveva una capacità pari quasi a un carro ferroviario di portar su. Pensate, Caspita. 85 in pochissimo tempo, la tecnologia italiana piazzò sul massiccio del Grappa 85 teleferiche, non soltanto, ma poi il Grappa, come è noto, è un massiccio carsico, per cui acqua non ce n'è molta, e quindi furono realizzati degli impianti di sollevamento dell'acqua che erano di grandissima ingegneria idraulica per il tempo. Sì, appunto, sempre sull'argomento ho avuto modo di capirlo in questi giorni meglio, nel senso che a Vittorio Veneto sono state installate delle mappe fotostoriche, 23 punti storici che sono appunto fruibili, visitabili, con tutti i commenti, con anche la traduzione in inglese, su tutte le opere che sono state fatte. Ricordo, a me appunto è motivo di sorpresa questo, capire che in così pochi mesi in realtà l'esercito austro-ungarico riuscì a mettere in atto tante di quelle iniziative di opere. Ricordo la ferrovia Sacili-Vittorio Veneto, che finiva appunto in zona costa, e da lì partiva una teleferica, scavalcava appunto lo stretto di Serravalle e andava in vallata per portare i rifornimenti, e poi c'era la ferrovia a scartamento ridotto che andava sulla zona di Follino, poi si diramava verso Miane piuttosto che verso Pedeguarda, quindi in direzione di Soligo, per portare appunto i rifornimenti alle prime linee sostanzialmente, e fu scelto quel percorso proprio perché era il meno esposto ai pericoli, alle insidie, quindi anche di attacchi o di cannoneggiamento. La logistica, diciamo, nell'ambito militare insegna sia sempre. Sia i militari che la popolazione civile aveva la possibilità di comprare un biglietto a Vittorio Veneto, a Costa, e andare sostanzialmente a Vienna passando per Sacile. C'erano infatti i biglietti, che mi pare che uno sia conservato al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, uno di questi, sì. E quindi ogni tecnologia civile, oltre che militare, fu impiegata sia da una parte che dall'altra per distruggersi, per ammazzarsi, pensa un po'. Poi accadde quello che accadde, nel senso che quando la gente tornò a casa trovò tutto distrutto, soprattutto nella provincia di Treviso, ma anche, oppure si trovò come a Trento, con tanti soldati che erano stati chiamati sotto le armi dalla duplice monarchia, perché Trento faceva parte della duplice monarchia, che non vennero riconosciuti e vennero mandati in campi di internamento. È un bruttissimo capitolo della storia italiana. Certo. E questo mi fece pensare anche, mi fa pensare che avessero il pieno convincimento di conquistare l'Italia intera, sostanzialmente perché crearono appunto le opere, le retrovie, fortificazioni e vie di comunicazione e quant'altro. Sfondato quindi il Piave, era facile arrivare poi al resto. Bene, buona donata allora. Grazie. Buona donata, ci vediamo domani in diretta. Noi vi aspettiamo. A che ora sfilerete? Venezia? Noi intorno sulle 16:30, 17. Dipende anche dai numeri, 16:30 è l'orario ufficiale. Quello previsto. Poi c'è il bel tempo su cui contiamo. Sul quale c'è sempre una tara di un'oretta. Esatto, sì. Quindi può essere che facciamo sera, per non dire notte, come è successo l'anno scorso a Treviso. Ci vediamo domani allora in diretta su Antena 3. Buona donata, grazie davvero, grazie anche a Sergio Tazzer, a voi che ci avete seguito, buona giornata in compagnia di Antena 3. Grazie. In collaborazione con Eclisse.
Controtelai per porte a scomparsa. Ristorazione Ottavian. Per noi la buona cucina è una vocazione di famiglia. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Würth Modif. Abbigliamento da lavoro e scarpe anti-infortunistiche.